Sana Sanità. In questa puntata si parlerà ancora di chirurgia toracica. È un'altra puntata perché quella che avevamo iniziato tempo addietro non è stata possibile terminare. Abbiamo ospiti il professor Gianluca Pariscenti, direttore della cardiochirurgia toracica del Policlinico San Martino, e il dottor Carlo Risso, aiuto chirurgo toracico sempre al San Martino, al Policlinico San Martino. Noi, parlando del San Martino, avevamo detto che il San Martino dovrebbe essere l'unico polo, l'avevo detto io, l'unico polo dove si fanno gli interventi veri, grossi, per tutta la Liguria e possibilmente anche per le regioni limitrofe. Speriamo, ce l'auguriamo. E quindi dovrebbe essere, vorremmo un po' sapere questo reparto, come è costituito e le attrezzature di questo reparto. Com'è il vostro reparto? Allora, il nostro Dove si trova? A San Martino, Padiglione? Allora, siamo al monoblocco, al sesto piano, sì. E il reparto di chirurgia toracica è insieme alla cardiochirurgia nel reparto di chirurgia toracica e cardiochirurgia. Ora vorrei fare un test. Anni fa io malauguratamente ho dovuto frequentare per molti mesi l'ospedale San Martino e dovevo andare a trovare la mia figlia che era all'11° piano e avevo escogitato tutte le scorciatoie per entrare, anche ai parcheggi, perché è un dramma a San Martino e lì bisognerebbe metterci la testa anche con la buca che c'è lì all'ingresso. È una vergogna che è proprio vergogna grossa. Se è vero quanto mi hanno detto, scusi se la interrompo, forse quella viene sistemata e verrà costruito un parcheggio. Speriamo, perché speriamo. Beh, io mi trovavo, gli ascensori erano quelli che erano, quindi ce n'erano solo 2 o 4, però ce n'erano quelli delle sale operatorie che si prendevano di sotterfugio. E allora cosa succedeva? Che prendevamo questo ascensore e tante volte andava diretto su all'11°, tante volte si arrivava a metà, poi si scendeva, se c'eravamo tanti facevano sgombrare l'ascensore, se c'era uno o due dice ritiratevi un po', ed entrava una barella di un operato di cardiochirurgia e io mi meravigliavo molto perché dicevo ma questo esce dalla sala operatoria e noi veniamo dal di fuori, è una cosa che non succede più questo. Ci sono dei percorsi separati, ecco. Tranne per chi magari cerca... Questo succedeva 30 anni fa. No, tranne chi cerca di utilizzare ascensori non proprio dedicati al pubblico, per cui se si incappa in un ascensore non dedicato al pubblico può incrociare un malato, ma è difficile questo. Ecco, va bene. Poi ci sarà il nuovo monoblocco chirurgico che è previsto per la fine di quest'anno e collegato al monoblocco attuale che tutti voi avete presente, e lì ci saranno proprio dei percorsi dedicati per i malati. Sì, veramente. Ecco, allora questo reparto è costituito, come è fatto? È costituito da 11 posti letto e di cui 6 sono monitorati. Sono sufficienti 11? Diciamo che per come è strutturato il San Martino, se non vengono ricoverati in reparto i traumi, non vengono ricoverati pazienti che non devono essere operati, potrebbero essere sufficienti grazie al fatto che utilizziamo tecniche chirurgiche mini-invasive che portano ad un accorciamento dei tempi della degenza, e anche magari grazie anche al miglioramento di quelle che possono essere delle sedi di riabilitazione respiratoria si possono trasferire i malati dopo pochi giorni di degenza in un ospedale per acuti dove fanno magari in queste sedi la riabilitazione e potrebbero essere sufficienti in quest'ottica. Se invece i posti letto vengono occupati anche per necessità di pronto soccorso o quant'altro, allora diventano pochi. Attrezzature, dottor Risso, che attrezzature abbiamo? Dal punto di vista chirurgico non si può iniziare dal robot, che è il fiore all'occhiello degli ultimi periodi,
Il robot lo sapete adoperare bene ora, sì? Soprattutto con il nuovo direttore abbiamo, diciamo così, avviato un'intensa attività chirurgica. Il robot è un ausilio e spesso è un ausilio molto importante alla nostra attività. Ci permette di fare degli interventi con particolare attenzione, utili soprattutto in alcuni distretti del torace. Posso dire una cattiveria? Assolutamente. Ci sono dei vostri concorrenti, non chirurgi toracici, ma chirurghi che non hanno il robot e dicono: guardate, il robot è tutta polvere negli occhi, per fare reclame, per farsi reclame, la chirurgia va bene, quella di sempre. Che cosa ne dite voi altri? Allora, è tutto possibile nella vita. Chi non ha il robot non utilizza il robot. Non è detto che chi non abbia il robot non possa fare interventi assolutamente adeguati, ben fatti, precisi. Il robot è un'ulteriore possibilità. Io credo che più che focalizzarci sulla chirurgia robotica dobbiamo focalizzarci sul fatto che un chirurgo al giorno d'oggi deve poter proporre una serie di opzioni e scegliere insieme al malato qual è l'opzione più utile, più giusta, con meno rischi, e in quest'ottica, senza, diciamo così, opporre nessuna motivazione tranchant a quello che ritengono altri colleghi, posso dire che tra l'averlo e il non averlo io preferisco averlo. Lo sa che il suo chirurgo ragiona come un vecchio chirurgo con l'esperienza ventennale, perché mi ha fatto un discorso che mi ha incantato. No, ma ha perfettamente ragione, nel senso che il robot deve essere utilizzato per determinate patologie. Cioè, chi mi dice al giorno d'oggi che deve essere utilizzato su tutto, logicamente si sbaglia, però per la patologia timica, dove gli interventi venivano fatti con approcci, con piccoli tagli a destra e a sinistra del torace, con il robot lo si fa solo da un lato e quindi con 3 piccoli taglietti da 1 centimetro uno riesce a raggiungere anche la parte destra e il collo, per cui il timo viene molto bene con il robot. Molte masse tumorali nel mediastino posteriore, nella parte diciamo più difficile da raggiungere per lo strumentario comune, il robot, che ha una serie di strumenti che si articolano a 360 gradi, permettono una chirurgia che, alla sua domanda, bisognerebbe chiederlo ai pazienti come si trovano dopo essere stati operati: poco dolore, piccoli tagli e un recupero funzionale importante. Ecco, c'è una cosa che lei non ha detto, che voi gonfiate il torace con il robot? Allora, con il robot si possono fare gli interventi sia con l'utilizzo della CO2, che a polmone ventilante, quindi senza l'esclusione polmonare, si inserisce la CO2 e si fanno gli interventi sul timo senza dover escludere i polmoni, sia si utilizzano del robot ad esempio per la marcatura dei linfonodi piuttosto che l'identificazione di separazioni di parte di polmone, il verde indocianina. Il verde indocianina è un colorante naturale che ci permette di vedere delle cose con il robot. Sì, sì, ma io non voglio scendere in questo. Io so che non nella chirurgia toracica, ma nella chirurgia renale, per esempio, gonfiano e poi vengono dei mal di pancia che non finiscono più. Ecco, quella è la CO2. Ecco, da voi anche viene il mal di stomaco allora? Allora, la CO2 più che altro viene assorbita e può creare magari mal di testa, può creare... No, mal di pancia, proprio no, mal di pancia. Nel torace no. L'ho provata io. Nel torace Va no. bene, ritorniamo. E poi l'evoluzione sarà il robot con un unico braccio, perché alla fine dell'anno arriverà molto probabilmente il single port, perché se adesso il robot si articola su 3 o 4 bracci robotici, ci sarà un solo braccio da 2,5 cm che all'interno contiene 4 strumenti e con un piccolo taglietto sotto lo psifoide si potranno fare gli interventi senza neanche più passare dalle coste. Perbacco. E questo è il vostro, il Da Vinci? È l'ultimo Da Vinci Lixai, con questa possibilità di aggiornamento alla fine dell'anno. E quanto costa un robot? Quanto costerà un robot? Allora, il costo del robot diciamo, è importante,
però se utilizzato a livello multidisciplinare, cioè utilizzato da vari specialisti, in questo caso l'urologo, il chirurgo generale, il ginecologo, il chirurgo toracico e altri specialisti, l'otorino, i chirurghi pediatri che vengono dal Gaslini si ammortizzano, perché viene utilizzato in maniera, anche se vogliamo, coscienziosa nel rispetto dei costi, per interventi ben precisi. Ho capito. Altre attrezzature oltre al robot, roba classica, cosa? Beh, noi ad esempio nel nostro pool multidisciplinare collaboriamo con i broncoscopisti, quindi sia con quelli del Tigullio ma prevalentemente con quelli di San Martino, che si avvalgono di tecniche di ultima generazione. Abbiamo la possibilità di eseguire biopsie sia con loro che con i radiologi interventisti, che ci consentono di andare a portare il paziente in sala operatoria praticamente sapendo la natura della lesione che andiamo ad affrontare, quindi tutto questo sapete già cosa fare. Permette di affrontare la cosa. Piano di lavoro. Assolutamente sì. Senta un po', le riunioni di reparto, come sono? Noi abbiamo una fitta rete di impegni. Questo è una ventata nuova questa, le riunioni come sono? Allora, noi abbiamo due tipi di riunioni, quelle che si sviluppano all'interno del nostro reparto, che sono ogni mattina come arriviamo, e poi quando riusciamo a trovare un angolino del nostro tempo ci riuniamo e parliamo dei problemi inerenti al reparto, e poi abbiamo una serie di incontri a scadenza settimanale con tutti i colleghi e gli specialisti del Policlinico, i famosi DMT. Ecco. Ogni quanto quelli lì? Una volta alla settimana a San Martino, sì. Poi una parte della nostra equipe si sposta, come diceva prima il dottor Pariscenti, verso l'estremo ponente, sì, per partecipare a incontri multidisciplinari in altre sedi. Questo è un fattore di crescita, questo, assolutamente, per tutti. Per tutti, anche per quello più bravo, perché c'è sempre il travaso delle idee, sono cruciali. Visto dal di fuori il San Martino dovrebbe essere svecchiato, voi cosa ne pensate? Allora, ci sono due... Guardando, non voglio mettervi in imbarazzo, ci sono non voglio che parliate male dei vostri datori di lavoro. No, ci sono due cose da doversi dire. La prima è che il monoblocco riceverà una grande ristrutturazione da qui ai prossimi 2 anni, e quindi da un punto di vista dei reparti verrà svecchiato, se vogliamo usare questo termine, nel senso che verranno fatti stanze con bagni in camera, verrà offerto un migliore comfort alberghiero, e quindi la ristrutturazione coinvolgerà vari piani, e tra questi c'è anche la chirurgia toracica. Poi da un altro punto di vista invece, quindi questo è dal punto di vista strutturale, da un punto di vista invece delle innovazioni tecnologiche non manca nulla a San Martino. Forse si lavora tanto e magari non si conosce, o la cittadinanza non sa quanto e che qualità può offrire il San Martino, perché alcuni lo danno per scontato, altri invece non si trova il tempo per poter divulgare queste informazioni. Ecco, io avevo preparato una domanda, rapporti tra le varie specialità, e mi ha risposto il dottor Risso, quindi è di routine questo travaso, questi rapporti, e i rapporti con gli ospedali della Liguria, me ne ha già parlato lei, però per esempio da Sanremo, di quei posti all'estremo ponente, loro gravitano tanto su Monte Carlo, no? Sul Piemonte, com'è? Guardi, noi il giorno dopo Natale ad esempio abbiamo operato proprio una rottura esofagea di Sanremo. Ci sono dei gravi traumi che vengono centralizzati anche dagli estremi della regione al San Martino, altri che possono essere fatti in loco. La presenza appunto di collaborazioni, di convenzioni con le varie ASL fa sì che con le equip multidisciplinari lì si vedano i pazienti, e si riduce quindi il disagio o le difficoltà anche per i parenti di doverli portare a visite o quant'altro, perché se l'equipe si sposta vicino al malato gli offre di sicuro un vantaggio. Allunghiamo un po' il passo perché il tempo corre. Come si diventa chirurghi toracici? Allora, intanto con grande passione, perché
per quanto riguarda la mia esperienza, ho sempre avuto per il torace una predilezione e uno magari già fa il liceo pensando di volerlo fare per fare medicina e mi ritengo tra i pochi fortunati che magari sono riusciti a fare quello che volevano. Poi trovando persone che credono in te, quindi primari e collaboratori che fanno crescere, che non è proprio così comune, tanta passione, volontà, dedizione, sacrificio, perché le ore che si passano in un ospedale sono tante, anche a scapito della famiglia che attende anche in orari che sono i più disparati. E tu Risso invece? Più o meno. È la stessa cosa. Più o meno siamo lì. Senti un po', cosa significa approccio multimodale? Ho sentito parlare di approccio multimodale. È il fulcro della nostra attività ormai. Spiegalo un po'. Significa che da qualunque porta tu entri, il problema viene affrontato da tutti gli specialisti che affrontano questo problema. Tu puoi arrivare in ospedale facendo una visita chirurgica, una visita pneumologica, una visita oncologica, una visita internistica o addirittura una visita in un altro tipo di specialità. Dopodiché, se compare un problema che ha la pertinenza di tutti gli specialisti, tutti questi specialisti si siedono attorno a un tavolo e ne parlano insieme. Questa è la cosa più bella che ci sia, che bisognerebbe portare anche in periferia. Sì. Nel piccolo si può ridurre, però in proporzioni ridotte, però si può fare la stessa cosa. E lo stiamo già mettendo in atto. Bisogna che i medici si parlino, si conoscano e che abbiano volontà. E quindi cure multimodali. Assolutamente sì, è non solo il futuro ma il presente. Non esiste al mondo che uno specialista, per quanto preparato, possa gestire un malato da solo. Il tutologo. Il tutologo è passato di moda. La chirurgia oncologica avanzata, che roba è? La chirurgia oncologica avanzata ha due termini, se vogliamo. Avanzata nel senso che se parliamo di tumori avanzati che però rispondono alle chemioterapie, permettono diciamo, i centri ad alta intensità di interventi, le cure con interventi ad alta tecnologia ma anche più complessi, quindi in questo senso, in questa accezione. Altrimenti avanzata anche perché la chirurgia si avvale anche di utilizzo di chemioterapia all'interno del torace per quanto riguarda la chirurgia toracica, quindi non sono tecniche che possono essere fatte in tutti i centri. Chemioterapia aerosolizzata all'interno del torace, sì, che è anche il futuro, sia per la toracica che per l'addome. Va subito a toccare. Esattamente, con altissimi dosaggi di chemioterapico, con bassa tossicità e questi dosaggi agiscono sui tessuti localmente senza che questo farmaco vada ad intaccare, diciamo, il sistema immunitario in maniera importante o creare una tossicità. Quindi chirurgia avanzata. Più successi che in passato, molto più successi che in passato allora. Sì. Chirurgia video assistita, cos'è? La nostra quotidianità. Sì. Ne siamo particolarmente fieri. È il discorso che dicevamo la volta scorsa. Un tempo per operare al torace si doveva incidere, spesso erano incisioni molto ampie, si metteva un divaricatore, apertura delle coste, traumi importanti. Al giorno d'oggi, sia che si faccia in robotica, sia che si faccia con tecniche video assistite, le aperture sono spesso molto piccole, a volte spesso riusciamo a farlo con un unico accesso di pochissimi centimetri. Introduciamo una telecamera all'interno del torace e con strumenti molto piccoli, molto lunghi e adeguati riusciamo a fare interventi e a sportare il pezzo anatomico da ferite che poi si risolvono in 2 o 3 centimetri. Senta, io prima le avevo chiesto quanto costa un robot, ma non me l'ha mica più detto. Questo spesso e volentieri dipende dalle contrattazioni che ci sono, quindi è difficile perché una scelta che ad esempio ha fatto il San Martino dica qualche lira, dica quanto? Questo non glielo saprei dire esattamente. Qualche milione? Sì, quello sicuramente. Ruolo strategico della chirurgia toracica?
Il ruolo strategico Velocissimo. è importante perché le chirurgie toraciche in generale ad alto volume, quindi si parla di chirurgie toraciche che fanno più di 100 interventi l'anno, almeno per tumore al polmone o quant'altro, hanno un ruolo strategico nella regione perché devono coordinare hub and spoke, devono offrire interventi ad alta complessità con basso rischio e questo non si può avere nelle periferie o in centri a basso volume. Quindi il ruolo strategico è quello, oltre a garantire anche nell'urgenza ed emergenza, nei traumi gravi, l'assistenza migliore affinché il malato non muoia. Il chirurgo aggressivo. Il chirurgo aggressivo è un mito. Il chirurgo deve essere adeguato. Aggressivo se si intende attivo, se si intende pronto, se si intende interventista, sì, può essere non necessariamente un aspetto negativo. Non deve essere un kamikaze, non deve essere un chirurgo a tutti i costi. È questo. Perché ci sono le fughe dei pazienti? Ma a mio avviso, arrivando in Liguria, ci sono arrivato da 8 mesi a questa parte, la fuga dei pazienti può avvenire per due aspetti. Il primo è il ritardo dei tempi di diagnosi, nel senso che se a una persona si offre la possibilità di essere curato velocemente e anche fatta la diagnosi e fatti tutti gli accertamenti velocemente, si ferma vicino a casa. Se invece questo non avviene, è più portato a essere diciamo proiettato a uscire dalla regione. Un'altra causa? Un'altra causa invece è l'indirizzo, magari spesso e volentieri, di alcuni medici che non conoscono le realtà o ciò che si fa di innovativo, quello che c'è sul territorio, verso centri che hanno una nomea e una fama che a livello nazionale fa sì che la persona magari venga contrattata. Un'altra causa ancora? Spesso... La dico io, ci sono dei centri che si vendono bene la merce, forse se la vendono bene meglio del San Martino, forse. Diciamo ci sono centri che fanno tanta pubblicità di quello che fanno, Ecco, e quindi si fanno conoscere per quello che fanno. Ci manca questo, che non sappiamo venderci la propria merce. Ora non si dice che bisogna fare i magliari, i marchettari, però bisogna, quello che si fa bisognerebbe dirlo e propagandarlo, purtroppo. Va bene, sperimentazioni, ne parleremo, questo è un argomento che mi affascina, ne parleremo in un'altra trasmissione, magari più in là. Sperimentazione? Sì, c'è? Sì, per la chirurgia toracica accennavo prima alla chemioterapia ipertermica, sì, per il mesotelioma o per i carcinomi timici, la chemioterapia aerosolizzata, altre sperimentazioni, addirittura il brevetto di alcuni nuovi impianti per le stabilizzazioni di clavicola e quant'altro. È un IRCS, il San Martino, e come tale la chirurgia toracica si occupa sia della parte medica sia parte scientifica di ricerca. Anche. Ricerca, quindi trapianti per ora non ne parliamo a San Martino, perché anche lì tutti non possono fare trapianti, quindi ma non solo, forse facciamo un po' di ping pong velocissimo. Fumo e chirurgia toracica. Un legame indissolubile. Amianto e chirurgia toracica, ne abbiamo già parlato. I vostri successi? I nostri successi credo che siano molti. Per rispondere a questo dobbiamo però collegarci a quello che dicevamo prima, sì, cioè al vendersi. Ora è vero che gli altri si vendono bene, noi da buoni liguri non dobbiamo vendere fumo, non siamo capacissimi a dire quanto siamo bravi. Credo che però possiamo rispondere con i fatti, no? Lavoriamo, portiamo avanti un programma. È più lunga, la strada è più lunga. E spesso comunque noi tendiamo a ipercriticare ciò che abbiamo vicino, magari col miraggio che però, consentitemi, è un po' un retaggio degli anni passati, del viaggio della speranza verso posti che a volte si rivelano dei grossi bluff. Esattamente. Quanto guadagnate? Se qualcuno non diciamo poco. Niente di strano, poco diciamo quanto? Poco per il nostro lavoro. Se andiamo su internet lo vediamo, ditelo pure. Allora, un primario chirurgo toracico guadagna intorno ai 5.000 euro. Ecco. E il chirurgo risso quanto guadagna? Tra i 3 e i 4.
Bene, bene, insomma, potrebbe essere anche un po' di più, vabbè, insomma, ci si Però può non dividiamolo rispetto alle ore che facciamo. Perché sì, bisogna- no, bisogna fare- le ore non le contiamo, senza Esattamente. ore. La vostra malattia preferita qual è? Tutti hanno una malattia preferita. Ma allora, intanto... Veloci perché siamo in chiusura. velocissimi. Ci sono le malformazioni della parete toracica che ci danno la soddisfazione di ricostruire e riportare le condizioni, anche se vogliamo, psicologiche di persone che hanno vergogna nel togliersi la maglietta a risolvere il problema in maniera definitiva. Il tumore al polmone nei primi stadi, operato in maniera mini-invasiva, sono la nostra soddisfazione. Ecco. La tua malattia preferita qual è? Forse il tumore esofageo, nel senso che è un grande killer. Sì. Quindi noi dobbiamo valutare questo, ma i casi che invece dopo interventi, che sono interventi molto importanti, riescono ad andare avanti bene, ci danno grosse Certo. soddisfazioni. Chirurghi si nasce o si diventa? Si nasce. Si nasce. Bravo. Il futuro della cardiochirurgia. A questo proposito io vorrei raccontarvi 2 episodi rapidissimi perché siamo in chiusura. Ai tempi della legge sui caschi io mi trovai ad una riunione a Genova ed ero in mezzo a dei neurochirurghi, i quali dicevano: quando passerà questa legge noi rimarremo con le mani in mano perché non avremo più traumi della testa. Passati degli anni mi trovai sempre a una riunione e c'erano dei cardiochirurghi, era il tempo delle angioplastiche e anche lì c'era un cardiochirurgo che diceva: ma con queste cardiochirurgie noi non faremo più bypass, non faremo. Allora, il futuro della cardiochirurgia avrà di questi step, di questi passaggi o no? Cosa pensate? Per la chirurgia toracica... Mi ha capito la mia domanda? Assolutamente sì. Per la chirurgia toracica, se le persone smettessero di fumare, di sicuro si ridurrebbero i tumori al polmone. Sì. Però quindi diciamolo bene, ripetelo anche tu Risso ai nostri telespettatori. Assolutamente sì, è un fatto risaputo, il fumo è la fa da padrone. So che è risaputo, ma non si fa. Non si deve fumare, non si deve bere troppo, alcolici, perché anche questi rovinano il polmone. Non mi direte che anche il sesso bisogna smettere. No. Vabbè. No, anche se però ci sono tante concause nel tumore al polmone, perché non è solo il fumo di sigaretta, c'è l'inquinamento e ci sono anche tante altre cose da doversi dire. Non da ultimo è un messaggio da dare anche l'alimentazione, che deve essere curata, deve essere sia corretta nell'utilizzo di verdure, di carni, di formaggi, latticini, sia diciamo regolare, perché spesso e volentieri lo stress, la vita frenetica ci fa fare delle alimentazioni spesso e volentieri non corrette, quindi l'insieme di tutto questo porta al tumore al polmone. Noi con queste esortazioni di questi nostri 2 medici del San Martino, chirurghi toracici, abbiamo terminato. Ringraziamo il professor Gianluca Pariscenti, direttore della chirurgia toracica del Policlinico San Martino. Ringrazio il dottor Carlo Risso, chiavarese, chirurgo toracico a San Martino. Ringrazio il nostro regista Stefano Neuhold, il nostro regista Christian, scusate, e ringrazio voi telespettatori e vedo l'appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.